non si capisce niente con questa formazione. Mi sono messo in caso di difesa a 3, mi sono messo una maglietta vintage, perché così non posso andare live, quindi gli spunti tattici ve li prendete da questo video qua. Poi ne parliamo anche domani, ovviamente. Lasciate il like, dai. Vedi che Pessina ha detto stanno giocando a 3 perché non lo sanno neanche loro, probabilmente. Andiamo a vedere se è proprio così, perché lo sappiamo quando attaccano loro, come stiamo schierati, non quando attacchiamo noi. Vi devo ancora spiegare. Tatti Lorenzo come sta a centrocampo. Lobotka si abbassa molto, quindi regia è quasi un... da come stanno in campo sembra quasi un 3-5-2 con Lozano Mertens davanti e le due mezze ali Elmas e Zelinski. Vediamo. Mamma mia, mamma mia. Io sto talmente pensando alla tattica che non vedo il pallone. Niente, vabbè. Bravo Malquit. Esatto, è buona, è ottima. Vai Mertens. Sì. Buono. Maronna mia, mamma mia, incredibile. Fa parte che questo, vabbè, Rachmani temporeggia troppo così, ma il sinistro di Malinowski, ma è umano, non è umano. Minchia. Bello. Oh, bravo Lobotka, bravo. Cioè, sapete il problema mio qual è, veramente? È che non c'è Spalletti in conferenza dopo. Questo è il problema mio più grave, che non può spiegare niente di quello che erano le idee, le cose. Speriamo che Domenichini le spiega bene, perché io sono sereno. Dai, è buono! No, Lozano, no! Com'è possibile? Com'è possibile che ti è rimasto il pallone là tra le gambe? Com'è possibile? Bravo Mario Rui. Mannaggia, l'ha pigliato con chi la tupera, mannaggia. Bello Mertens. Bravo Lobotka. Non era facile, non era facile. Brutto fallo comunque, si può anche ammonire qua. Ah, la manina c'è nel controllo. La manina c'era nel controllo. Allora riparliamo del gol di Zelinski con la manina di Lobotka. La manina c'è. Dice vicino al corpo, è come quella di Lobotka nel gol di Zelinski l'altra volta. Vedi il buco in mezzo a centrocampo. Io non ci sto capendo niente tatticamente, Lobotka è proprio solo a centrocampo. Zelinski sta molto avanzato, Elmas sta in mezzo. Mamma mia, nel vuoto, un corridoio di vuoto. No, così non va, Guardatelo fino alla fine questo video, perché alla fine vi dovrò dire una cosa, perché mo voi state pensando a Demme, perché non c'è Demme a centrocampo, lo so benissimo, ve lo spiego alla fine del video. Maronna santa! No, nata volta, ma allora è uno schema e noi non siamo pronti. Questa era l'idea di Spalletti, io con Mario Rui molto interno per fare gli scambi stretti a centrocampo, ma non sempre funziona. Mamma mia, ma Mario Rui non può stare là, ma che roba è? Ma che roba è? Fabietto sta spesso al Maradona, Fabietto Cannavaro. Questo lo ammonisce pure, vabbè, ciao, buonanotte. Marietto! Sì, vedi, arrivava il tiro col sinistro ed era pure buono. Bella palla di Bobotta. Dai Lozano! Tu fallo, coppa allo botto. E poi mi dite che non fanno i falli sistematici. Bella palla di Zelinski, dai Malquit. Guarda là Juan Jesus che non sa se deve andare o deve tornare, se deve aspettare. Niente? Sei solo. Bravo, che ha fatto un miracolo Lozano là. Dai Malquit. Eccolo. Sì, no! Sì! Zelinski sì! C'ha proprio il piede che non smette di segnare. Zelinski! No, ma voi dovete guardare che ha fatto Mertens là. Dovete guardare che ha fatto Mertens là. No, Juan Jesus, non è possibile regalare il pallone a Malino. Non è possibile. No, ma qui, mamma mia. Ok. Bravo! Esatto, Elmas. Stiamo reagendo proprio di nervi e di confusione, È proprio una confusione tattica generale. Proprio le partite di calciotto con gli amici. Mario Rui. Vai, aggredisci. Bravo. Madonna mia, bellissima questa transizione positiva. Maronna mia, la palla di Mertens. L'ha spinto proprio a due mani. No, devi darmi questo fallo. Non accetto. La voce con questo grido si è fottuta. Io stasera devo andare a lavorare e non potrò cantare.
Va bene? Per questo arbitro inadeguato. Vedi, no, non esiste. 2 mani sulla schiena e fallo. Punto. Non voglio sapere proprio niente. Signore, tutti i like che tenete, vittoria, sconfitta, pareggio, tutto quello che capita, mettetemi tutti i like perché io poi domani vi devo fare l'analisi tattica, sarà divertentissima. Voi non mollate, io non mollo. Dai ragazzi, fatemi vedere se siete in grado di fare un miracolo sportivo. Perché il fallo di mani di Zapata è grave proprio, perché è uguale a quello di Lobotka. È uguale. Quindi mi dispiace. Non giochiamo ad armi pari, ragazzi. Ci vogliono far arrivare quinti. Ve l'ho spiegato bene, Guido ve l'ha detto bene. Dovete essere onesti. Ci vogliono far arrivare quinti. Punto. Bellissimo. Mertens! Io guardavo sotto al centro perché ha detto questo magari poi, capito, è altruismo, ma c'ha talmente il piede caldo, è talmente forte! Non ci credo. No, ma non vi illudete, è inutile che mettete i like adesso, non vi illudete. Adesso succede un fatto brutto. Che freddezza, Tris! Che bello questo abbraccio, maronna mia, questo è Napoli, lo volete capire che questo è Napoli? È integrazione, è pluriculturalità. No, ma qui è che non temporeggiare. Mano! Oh, dai, fallo al contrario. Bravo, portatelo fuori, bravo. Mamma mia, Zapata che ha fatto su Lis. Mamma mia, fortissimo. Bravo, Zielinski. Vedi come sta aiutando di più a centrocampo. Segui, Malquit, segui. Maronna mia, che mazz. Fatemelo dire, che mazz. Zapata è incredibile. Perché c'è Mertens sul primo palo che è bassissimo? Fammi vedere la partita, quali replay. Bravo. Bravo Malquit. Se n'è andato Malquit. Ah, dovevi darla a Lozano. Ancora. Senza fare fallo. Bravi. Ah, tu fallo. Ah. Malquit. Bravo Mario Rui, la diagonale. Ole. Questo è fallo, questo di Lozano è fallo con la mano sulla schiena. Una mano fallo, 2 mani non è fallo. Fallo, ci sta. E qua devi pure ammonire ed è giusto. D'Arrocchio, è fallo, lo chiamo. Quindi partita ottima di Maria. Primo intervento indovinato. Ma col piede. Ma che cosa chiama il VAR a far vedere che la prende col piede? Ma che cosa? No, vabbè, dai. È uno scandalo anche questo. Bravo Malquit, adesso torna a destra Gian Jesus. Cioè quello gli ha toccato la palla e ha chiamato fallo e ammonizione. No, spiegatemi, non conosco il calcio. Io prende la palla. Pospina! Pospina! I reni di Ospina. Le reni. Demiral in area, Demiral! Mira che gol che ha fatto sto bastardo! Mira che gol che ha fatto questo! Ma sta fuori Domenichini, ha toccato sto pallone quando era ancora in campo, ma stai fuori completamente! Si vedeva da quando è partito Ilicic, prima ancora del passaggio. Loro accompagnano sempre coi centrocampisti, li devi seguire. Niente da fare. È Zielinski che deve seguire là. Devi ammonire che allontani il pallone. Devi ammonire. Petagna, ma tu devi riempire l'aria. Petagna. Non sei Mertens che stai là. No, è uno scandalo, dai. Gioca. Malquit. Vattene. No. Petagna. Così è così, con il tacco Ilicic. Guarda come accompagna proprio il pallone più lontano. Bisogna ammonire qua. Gli fate fare quello che vogliono. La lascia proprio a lui nel vuoto. Mario Rui sta facendo un partitone. Mario Rui. Vattene Polità. Buono lo sprint, ancora devi ammonire. Non li fanno i falli sistematici l'Atalanta. Che è successo qua? Mario Rui che stava ingarrando il gol. No, gli hanno chiamato il fallo contro a Elmas. Viene sandwicciato, il sandwich proprio, e prende un calcio in testa. Hanno chiamato il fallo contro. Signori, VAR rigore. Se non succede, Napoli quinto posto, ve lo dico adesso. Politici, i valori in campo non contano. Va bene, amici bellini, io non sono arrabbiato con la squadra, con il mister, in realtà no, veramente. Poi ne parliamo domani perché oggi non posso. Forza Napoli sempre. Ciao, sono Saveria Solida.
se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.